C'era una volta, nel cuore del Salento, un uomo di nome Oronzo. Viveva una vita semplice in una piccola casa vicino al mare. Oronzo era conosciuto per la sua gentilezza e ospitalità, sempre pronto ad accogliere chiunque bussasse alla sua porta. Un giorno, durante una forte mareggiata, un viaggiatore di nome Giusto trovò riparo nella casa di Oronzo. Giusto era un uomo di fede, un discepolo dell'apostolo Paolo. La tempesta infuriava fuori, ma dentro la casa di Oronzo regnava un'atmosfera di pace e serenità. Giusto raccontò a Oronzo le storie di Gesù, le sue parole di amore e speranza. Oronzo, affascinato da quella fede così profonda, sentì il suo cuore aprirsi alla luce della verità. Accanto a lui, suo nipote Fortunato ascoltava con attenzione, condividendo la stessa emozione e desiderio di conoscere di più. Col passare dei giorni, l'amicizia tra Oronzo, Fortunato e Giusto diventava sempre più forte. Giusto insegnava loro a pregare e a vivere secondo gli insegnamenti di Gesù. La tempesta era ormai passata, ma nei cuori di Oronzo e Fortunato era iniziata una nuova tempesta, quella della fede che li avrebbe portati a compiere grandi sacrifici. Decisero di seguire Giusto nel suo viaggio di ritorno a Corinto per incontrare l'apostolo Paolo. Qui, in quella terra lontana, Oronzo fu consacrato vescovo e tornò a Lecce con una missione: portare la luce del Vangelo in quella città. La vita di Oronzo cambiò radicalmente. Non era più solo un semplice albergatore, ma un pastore di anime, un faro di speranza per tutti coloro che incontrava. Ma la strada della fede è spesso irta di difficoltà. Oronzo e Fortunato si trovarono presto a dover affrontare persecuzioni e sofferenze. Nonostante tutto, non vacillarono mai nella loro fede. Il coraggio di Oronzo diventò leggenda. Si dice che affrontò il martirio con serenità, pregando per i suoi persecutori, con la stessa gentilezza con cui aveva accolto Giusto nella sua casa anni prima. La città di Lecce non dimenticò mai il sacrificio di Oronzo e Fortunato. Le loro storie si diffusero, ispirando generazioni di fedeli. Ogni anno, alla fine dell'estate, la città si vestiva a festa per ricordare i loro santi protettori. Le strade si riempivano di luci e canti, e il nome di Oronzo risuonava ovunque, portando con sé un messaggio di amore e speranza. Il corpo di Oronzo fu ritrovato molti anni dopo, nascosto ma intatto, come a voler testimoniare che la vera fede non muore mai. Fu un ritrovamento miracoloso che rafforzò ancora di più la devozione della gente. Oronzo non era solo un nome nei libri, ma un esempio vivo di coraggio e dedizione. Ancora oggi, camminando per le strade di Lecce, si può percepire la presenza di Oronzo. Il suo spirito aleggia tra i vicoli, nei volti delle persone, nei gesti di gentilezza quotidiana. La sua storia è una storia di fede, di amicizia e di amore eterno, che continua a riscaldare i cuori di chiunque la conosca. E così, ogni volta che una tempesta si abbatte sul Salento, la gente ricorda quella notte lontana e il viaggiatore accolto con amore. Ricorda che, anche nelle tempeste della vita, c'è sempre una luce che ci guida, una fede che ci sostiene e un santo che prega per noi.
Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.